secondi. Cambio modalità di video. Adesso vediamo con la cioccolata se va meglio. Non prende cappuccino. No, cioè. Non mi vedevo più nessuno. E basta. Speriamo bene. Io odio fare le valigie per casa. Mi tocca farle. Sì, mi tocca. E se fossi stato appena più ordinato dovrei far meno. Non ce la faccio più, non ce la voglio, 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 non ce la voglio. Vabbè, infatti metà roba la lascerò qua e rimane dentro la porta a casa. Ciò che c'è da lavare la porta indietro. Almeno si lava. Almeno lo lavo. Forse, credo, non lo so. Sarà puzzo. Tanto puzzo uguale. Porca troia, sto cazzo di raffreddore. Porca troia. Ok, pranzo alle suore fatto. Tra tutti i pasti, questo è stato quello che ho apprezzato di meno, perché non lo so, non mi convinceva. Però mi ha stappato, ora respiro un po' meglio. È stata un aglio, olio e peperoncino, quindi cioè, sì, nulla di speciale, ma buono, dai. Sono raffreddato perché quella benedetta finestra ha gli spifferi, quella che ho in camera. E tenendo conto che ho la testa esattamente sotto la finestra, tutta notte mi viene aria fredda in faccia. E fa freddo. Quindi una soluzione che mi è venuta in mente è farmi mettere un cuscino in faccia, poi spingere forte e ciao. No, cioè, una soluzione va trovata. Quindi ora vedremo cosa fare e come farlo. Detto ciò, ragazzi, si torna a casa, si va a Berlino, Beppe, si va a Berlino, si va a Berlino! Ragazzi, si torna a casa, finalmente dopo una settimana, mi mancava casa. No, in realtà no, non ci torno a casa, quindi... Vai bro! Oh! Si torna a Reggio! No, si torna a Parma, io torno a Parma, ma mi portano a Reggio! No, metto solo musica. Raga, sono a Reggio Emilia, fa schifo Reggio Emilia. No, sto scherzando, sono contento di essere tornato nella mia patria. Sì, sono in Emilia, quindi sono nella mia patria. Sono a casa, ragazzi, sono a casa, adesso prendo un treno per casa. Ciao a tutti ragazzi, sono ben arrivato a Parma. E adesso si va a casa del Camu per appoggiare borse e borsoni e sacca che ce l'ho dietro le spalle, e poi si vanno a Ceto a bere la birra. Che buona la birra! Dai, una settimana che non li vedo, devono organizzare per il Lucca Comics and Games, e anche lì ci sarà uno speciale Lucca Comics and Games. Siete eccitati, vero? Perché io lo sono! E adesso devo non farmi investire dalle macchine perché dai, non è bello. Però io sono Trasgri e attraverso col rosso. Vedete come sono Trasgri? Premutura verde, adesso non sono più Trasgri. E niente, mi sta venendo l'accento veneto, ne? Non è veneto, ne? Porca troia, lo imparerò. Lo imparerò. Anche perché sapete com'è, cioè stando in mezzo dei reggiani non si impara l'accento veneto, si impara l'accento sbagliato. Oh, ma sai che ci ho pensato quando era a casa di portare sulle carte, ma mia mamma fa: